la manifestazione che abbiamo fatto lì. E voglio ringraziare Gianluca Abate, buongiorno, grazie di essere qui. Lui è consigliere nazionale notariato, responsabile del terzo settore. Un notariato che si mette a disposizione del sociale, questo, no? Assolutamente, parleremo proprio di questo. Ti ringrazio di avermi concesso questa possibilità. Parleremo del contributo che il notariato fattivamente in questo periodo sta ponendo nel terzo settore. È una frontiera su cui stiamo lavorando alacremente con grande convinzione. E ci voleva, perché sappiamo che è anche un periodo particolare per questa categoria, quindi insomma è un lavoro importante che state facendo, poi ovviamente ne parliamo meglio, capiremo meglio. Perfetto. Silvia, dicevamo partecipazione quindi oggi, quanto mi piace questa parola. Sì. E la cosa bellissima di questi anni, dell'epoca che stiamo vivendo, è proprio questa crescente sensibilità verso la partecipazione. Sempre più gente ritiene importante partecipare della vita degli altri, del prossimo più vicino e del prossimo più lontano, e sempre più gente pensa che il potere di cambiare il mondo è nelle nostre mani. Non servono maestri predicatori, serve solo avere consapevolezza della grandezza che noi abbiamo, ma anche dell'atteggiamento che dobbiamo avere nei confronti del pianeta, che deve essere di servizio. Con quell'atteggiamento sicuramente abbiamo un sostegno dal pianeta. È vero. Io credo, Marzia, che si può guardare al mondo come a noi stessi in due modi, con amore o con paura. Se guardi con paura è tutta una limitazione. Sì. Se guardi al mondo con amore hai delle possibilità. Ecco, io penso che il professor Monti guardi al mondo, lui e la FIMAC, piena di giovani e meno giovani ortopedici che vanno a operare in Burundi, con amore. Quindi non si ferma di fronte alla paura, che lo limiterebbe, andare in quei posti mette anche paura, è vero. E invece spinto dall'amore riesce veramente a interagire con la popolazione e a creare nuove aperture e nuove possibilità. Professore, le ha fatto un bellissimo lancio, devo dire, Silvia, perché è questo che poi fate. Ha detto giovane, questo mi... Giovane, ovviamente lei ha detto grazie. Giovanissimo. Giovanissimo, perché per quello che fa, guardi, sfido tanti giovani che forse, come dice Silvia, magari hanno un atteggiamento di paura nei confronti del mondo e di queste esperienze, invece ci dobbiamo aprire, si devono aprire, no? Certo, sono un po' non informati bene molte volte, hanno paure ancestrali che vengono così. Senta, professore, su quello che abbiamo appena visto in quel servizio che ci ha raccontato Silvia Vaccarezza, effettivamente c'è, diciamo, un lavoro che fate, come dicevo prima, neanche troppo semplice, perché lavorare lì in quelle condizioni, però lei è stato fino a un mese fa lì in Burundi, quindi è una missione proprio. Noi dobbiamo smontare delle cose che abbiamo imparato qua, quello che a noi sembra ovvio, facile, là diventa pericoloso addirittura, quindi da rivedere tutto un ragionamento che è ambientato, per esempio, non so. Adesso in Italia si usano mettere i fissatori esterni sulle fratture, là conviene non farle queste cose, che dopo non ci sono chi le medica, insomma, ha capito, insomma, la differenza di ragionamento. C'è proprio una chirurgia diversa. Di rivedere il pericolo che delle volte può dare una chirurgia d'avanguardia, allora bisogna adeguarvi alle esigenze che trovate lì nel luogo. Senta, professore, c'è una curiosità che io ho, perché mi piacerebbe davvero che passasse oggi questo messaggio da parte sua. Lei è un bravissimo chirurgo, appunto, specialmente sulla mano, quindi anche abbiamo visto il piede di quel bambino che viene in qualche modo, deve essere riutilizzato, perché sennò lì le persone vengono messe fuori campo, dico io. Allora mi chiedo da dove nasce questa grande voglia appunto di esserci in paesi così complicati, così difficili, di mettere a disposizione la propria grande esperienza per gli altri. Vede, un bambino, ecco, guardi per esempio questi che camminano così, questi nella vita sono completamente esclusi dalla società di lavoro, che già è differente, quindi vengono ghettizzati, finiscono per rimanere sul bordo della strada a chiedere l'elemosina, drogarsi, eccetera. Questo è un peccato per un uomo che ha una capacità umana che insomma, è importantissima. Quando ha cominciato lei a fare questa missione, mi piace? Quando avevo 60 anni, appena sono andato in pensione, sono partito c'era la guerra del Ruanda col Burundi, io sono andato giù, io sono andato in Ruanda, sì, e sono andato
E vuoi sapere, Marzia, qual è il lasciapassare di questo chirurgo? Sì. Il suo lasciapassare sono le caramelle, sia con i pazienti grandi che con i pazienti piccoli. È un consumo enorme. Ovvero lui distribuisce caramelle, il chirurgo con le caramelle in tasca. Ah sì? E quelle sono un lasciapassare. I bambini hanno... C'è sempre la paura. Beh, c'è sempre. L'uomo bianco già ancora viene... come per noi l'uomo nero, per loro l'uomo bianco c'ha lo stesso rapporto certo, sentimentale. Quindi viene visto sempre un po' con un sì, di scetticismo, un po' prendiamo le distanze, non si sa mai. Alla fine noi facciamo anche del male a questi poveri bambini, insomma, alla fine li dobbiamo operare. Le operazioni sono sempre una cosa dolorosa, però il dopo è veramente... Ecco, voglio capire, riescono comunque ad entrare in quest'ottica che poi alla fine c'è un risultato che li aiuta, perché voi questo fate, no? Noi abbiamo una positività. Ecco. Poi dobbiamo selezionare in partenza degli interventi che possono veramente riuscire, a quegli altri che sono aleatori li lasciamo un po' perdere. Quando loro arrivano c'è tutto il paese che si raduna, tutti vanno all'ambulatorio per farsi visitare. Tu Silvia sei stata lì, vero? Sono stata e devo dire, esperienza... un pensiero che ho avuto è questo: a 50 anni e passa le donne si vogliono concedere una spa. Io ho detto, mi devo concedere ogni tanto un Burundi, perché in maniera egoistica, per carità, però ti dà talmente tanto in termini di ritorno, anche se semplicemente lì io non so fare nulla, io sono andata per fare questo servizio, ma magari... Certo, per raccontare, no? Davo qualche carezza a qualche bambino, ti senti così appagata di questo. Che veramente è vero, è un grande scambio, Io questa esperienza l'ho vissuta in India, devo dire, è qualcosa di unico che rimane proprio nel cuore, te lo porti dietro e cambiano molto, diciamo, la scala dei valori a un certo punto cambia quando si vedono certe realtà, professore. Uno si rende conto in effetti della È vero. tragedia. Allora, sempre per rimanere su questa